Eder. Mac. Pallister. Mercoledì 6 dicembre. Oggi è San Nicola. La frase del giorno è: la libertà, per il democratico, non consiste nel poter dire tutto quello che pensa, ma nel non dover pensare tutto quello che dice. Accadde oggi, 6 dicembre 1877 esce il primo numero del Washington Post. Lo sapevi? Era il 1927 quando gli esponenti dell'industria cinematografica degli Stati Uniti fondarono l'Accademia delle Arti e della Scienza del Cinema. All'inaugurazione fu proposto un premio annuale per il miglior film, regista e attore, che non fosse però costituito dalla solita coppa. Un dirigente dell'Accademia, Cecil Gibbons, disegnò sulla tovaglia una statuetta che stringeva al petto una spada. La leggenda vuole che alla prima premiazione del 1929, vedendo la statuina dorata, una segretaria dell'Accademia, Margaret Henry, abbia esclamato: "Ma somiglia proprio a mio zio Oscar". Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.